Le locali dello Janus Selvazzano Dentro in tenuta nera, guidate da Antonio Civiero e Matteo Bettio, giocano con l'alzatrice Paola Barina, l'opposto Marta Pittaro, Giorgia Salviato e Silvia Mascia schiacciatrici, Valentina Ticcinelli e Giulia Rossetto centrali, Elena Bertazzo libero. Le ospiti vicentine del GPS San Vito Volley in maglia azzurra, allenate da Luigi Sesso e Carlo Pianezzola, schierano Giulia Panozzo alzatrice, Desiree Trentino opposto, il capitano Sara Ruaro e Valentina Zamperlin schiacciatrici, Valentina De Marchi e Anna Maria Zanotelli centrali, Jessica Dall'Osto libero. Janus, in formazione rimaneggiata per l'assenza o le precarie condizioni di molte atlete, fatica in avvio soffrendo il muro vicentino. Indietro sull'11 a 6 le padovane riescono a reagire, sostenute da Pittaro e Ticcinelli, molto efficace a muro e su primo tempo impattando sull'11 a 11. È proprio il muro, insieme alla battuta, l'arma in più di Janus che fa il break avvantaggiandosi sul 16 a 12. Il San Vito si affida prevalentemente alle bande Ruaro e Zamperlin, ma sbaglia troppo in attacco, venendo spesso fermato dal muro tutto nero. Le padovane giocano con ordine, tengono in ricezione e attaccano bene con la super Ticcinelli, Salviato e Pittaro, gestendo il buon margine di 4-5 punti fino all'epilogo del set, che termina sul 25 a 19 col bel primo tempo vincente di Valentina Ticcinelli. Coach Sesso cambia formazione, inserisce l'alzatrice Cristina Peron al posto della giovane possente Panozzo, confermando la banda Erika De Mas per la Zamperlin e l'opposto Arianna Deriu per la Trentin, già entrate nel finale della prima frazione. Le ospiti ci mettono un po' a trovare il nuovo equilibrio. Janus cala in ricezione, ma si salva col muro e utilizzando le centrali. Nella prima metà della ripresa le squadre viaggiano appaiate con uno scarto massimo di 2 punti. Poi il San Vito trova il break portandosi sul 13 a 10 con 2 contrattacchi vincenti dell'esperta Sara Ruaro, ma le tuttonere replicano con la Ticcinelli e con l'encomiabile Salviato, in campo seppur debilitata da una fastidiosa tonsillite. Janus lotta rientrando sul 14 pari, ma le vicentine colpiscono con la potente De Mas, murano la Salviato e trafiggono per 3 volte la difesa padovana con l'opposto Deriu, avvantaggiandosi sul 20 a 15. È il break decisivo per l'esito del set, infatti le ospiti amministrano con tranquillità la fase di cambio palla, affidandosi al braccio pesante di Erika De Mas. Poi vanno a segno con la fast, imprendibile di Valentina De Marchi, chiudendo quindi in scioltezza il secondo parziale per 25 a 18, col potente contrattacco della Ruaro che non dà scampo alla difesa tuttonera. Le locali ripartono con buona intensità, tornando a giocare sui livelli del primo set in ricezione e a muro, dove oltre all'apporto della Ticcinelli risulta molto utile quello di Silvia Mascia e della giovane centrale Giulia Rossetto, che sostituisce l'infortunata Zorzi. Il San Vito non sta a guardare, colpendo con le bande Ruaro e De Mas, atlete di categoria superiore. Sul 6 pari cessa l'equilibrio col break di Janus, che si impone a muro con la Mascia, portandosi avanti sul 9 a 6. Le ospiti si rifan sotto sul 10 a 9, ma le tuttonere difendono e martellano con la pimpante Mascia e con la stoica Salviato, scappando via sul 14 a 10. La ricezione vicentina è in affanno, gli errori in battuta si sprecano e i positivi attacchi dell'ottima De Mas non bastano per colmare il gap, che anzi aumenta sul 17 a 11. De Mas e Ruaro fanno gli straordinari, ma il sistema muro-difesa padovano trova le giuste contromisure. Mascia e Pittaro si esaltano lanciando Janus sul 23 a 17. Gigi Sesso le prova tutte facendo il doppio cambio, Panozzo per Deriu e Trentin per Peron. Entra anche la centrale Giada De Mas per la De Marchi, ma l'implacabile Pittaro sforna altre bordate da posto 2 che affondano la difesa vicentina. Poi la Ticcinelli completa l'opera per Janus mandando in archivio il terzo set sul 25 a 18. Nel San Vito rientrano in campo l'alzatrice Peron e l'opposto Deriu, confermata la centrale Giada De Mas, mentre la compagna di reparto De Marchi subentra alla Zanotelli. Inizia bene il quarto parziale per Janus, ma le vicentine alzano il ritmo, forzano la battuta, colpiscono più volte con Capitan Ruaro e con la fast della De Marchi, portandosi avanti sul 7 a 4. Giorgia Salviato e Marta Pittaro tengono in partita le tuttonere fin sul 14 a 13 per il San Vito. Poi però il muro azzurro fa la differenza bloccando la Pittaro e le padovane si perdono in una serie di imprecisioni e infrazioni in fase di impostazione, spianando la strada alle ospiti che volano sul 17 a 13. Eravamo riusciti a tenerle là vicino, non regaliamo i punti su palla facile, non regaliamo i punti su palla facile.
soprattutto siamo decisi sul secondo tocco, chi deve attaccare, chiami forte e l'altra si ferma, sia che ci sia da attaccare che ci sia da mettere la palla in quattro. Antonio Civiero ferma il gioco chiedendo attenzione, poi fa rifiatare l'alzatrice Barina inserendo il capitano Maria Luisa Beggio, ma Ruaro e Soce continuano a imperversare mentre Janus svanisce in una sequela di errori, col San Vito che allunga di slancio vincendo agevolmente il quarto set per 25-16 con l'ultimo punto di Sara Ruaro. Il destino del match si decide al tiebreak che nasce nel segno dell'equilibrio. Colpiscono Salviato da un lato, Ruaro e Derio dall'altro, ma il San Vito sembra aver maggior lucidità chiudendo a proprio favore alcuni scambi prolungati con Erika e Giada De Mas, che danno alle ospiti un mini break di vantaggio sul 6-4, azzerato da un brutto errore difensivo e dal muro vincente della Pittaro su Erika De Mas. Il muro si conferma il fondamentale più efficace delle tuttonere che compensano con la grinta le numerose assenze, soprattutto quella pesantissima della banda Camilla Borgato. Le squadre procedono punto a punto cambiando campo sull'8-7 per Janus, che poi passa con Silvia Mascia, autrice di una delle sue migliori prestazioni stagionali tornando al comando sul 9-8. Ma il San Vito c'è e approfitta subito di un calo della ricezione padovana castigando le tuttonere con una schiacciata della Ruaro, che riporta le ospiti a +2 sull'11-9, ma anche le vicentine sbagliano in fase di ricostruzione e commettono una doppia con la Peron, agevolando il recupero di Janus sull'11 pari. Nella fase cruciale emerge la riserva di potenza delle attaccanti azzurre, che bucano la difesa padovana con 2 diagonali da posto 4 di Giada De Mas e Sara Ruaro. Ma le atlete di coach Civiero trovano ancora la forza di replicare col muro vincente di Giulia Rossetto sulla Ruaro, agguantando il San Vito sul 13-13. Sono però le ospiti ad assestare i 2 colpi decisivi, costringendo Janus alla resa, con l'attacco al centro di Giada De Mas, seguito dal diagonale vincente di Arianna Derio, che fissa sul 15-13 il finale del tiebreak. Sicuramente una partita difficile, siamo partite un po' sottotono, siamo un po' altalenanti a causa un po' di infortuni vari e sì, un po' di difficoltà in generale. Comunque poi alla fine è andata bene e sono 2 punti molto importanti per noi. I nostri obiettivi ovviamente sono vincere la Coppa Veneto e passare in B2. È stata una stagione un po' sfortunata dal punto di vista degli infortuni perché sono venute a mancare degli elementi importanti per la squadra, però nonostante insomma il clima sia un po' così, stasera c'è stata comunque una reazione e abbiamo portato a casa un punto. Speriamo ovviamente di fare più punti possibili al ritorno e sicuramente di far meglio dell'andata e arrivare insomma almeno a metà classifica. Poi ovvio più punti si fanno meglio è. Allora, all'inizio dell'anno siamo partiti un po' come una squadra disunita perché c'era chi era più giovane, chi più esperto, chi meno esperto, chi un po' più vecchio diciamo, e quindi all'inizio abbiamo fatto fatica a trovare a formare un gruppo ben unito. Adesso direi che le cose vanno decisamente meglio. Per quanto riguarda il gruppo, ci vorrebbe un po' di più affinità magari con l'allenatore, però siamo speranzose, insomma. Io per quanto mi riguarda sono un atleta giovane, cosa dire, certo è un obiettivo che ho sempre desiderato, arrivare in Serie C, dopo se si può andare più avanti bene, se no insomma sono felice così. È una squadra che ha le qualità per poter fare bene. Abbiamo avuto tutta questa serie di infortuni ai quali facciamo fatica a fare fronte e superarli. È una squadra comunque che la salvezza la può portare a casa tranquillamente. Noi ci auguriamo anche una posizione di classifica a fine stagione che dia la giusta ricompensa alle qualità delle ragazze.